È stato espulso uno dei giovani kosovari della banda che nel 2017 preparava l'attentato a Venezia. L'espulsione nei confronti di Aryan Morina per motivi di prevenzione del terrorismo e che all'epoca dei fatti era minorenne. Ha lasciato il territorio nazionale con scorta della Polizia di Stato dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il giovane kosovaro faceva parte della cellula jihadista che aveva collocato la sua base in un appartamento nel cuore di Venezia, banda sgominata nel marzo 2017 con le indagini della Questura di Venezia iniziate 2 anni prima, nel settembre del 2015, dalla Digos. I componenti del gruppo erano stati tutti arrestati il 30 marzo 2017 e poi condannati in via definitiva. Tra loro vi era, oltre all'espulso Aryan Morina, i maggiorenni Fisnik Bekai, Dake Azirai e Aryan Babai. Al momento degli arresti la cellula veneziana era pronta a sostenere il progetto jihadista compiendo uno o più attentati nel centro storico lagunare. Il ruolo di Morina doveva essere di tipo operativo e dimostrativo dell'ISIS, nonché di addestramento al combattimento. All'epoca, infatti, Morina, dicendosi soddisfatto di alcuni attacchi effettuati dall'ISIS in Turchia, affermò che fosse giunto il turno dell'Italia e richiamava perciò l'attenzione degli altri sull'opportunità di organizzare un attentato dinamitardo proprio a Venezia, data l'elevata presenza di, diceva, monafiq, cioè ipocriti.